Sostanzialmente lo schema dei sindaci sarà rispettato, faremo delle modifiche nel corso dei lavori in Consiglio Comunale. E così è stato, al pronti via subito la sospensione dei lavori. Aula Sollano si ferma per dare spazio ad una riunione dei capigruppo su iniziativa del Partito Democratico, l'unica forza di maggioranza che non aveva firmato la proposta messa a punto dalla coalizione che sostiene il sindaco Firetto. Dopo oltre mezz'ora di confronto dietro le quinte, la seduta riprende. Il Consiglio Comunale è chiamato ad esprimersi sul possibile ritorno alla gestione pubblica del servizio idrico integrato. Rispetto al testo iniziale, ecco le modifiche più significative apportate. Innanzitutto la necessità e l'opportunità di togliere un punto alla luce dell'articolo 12 della legge numero 19 del 2015 che era contenuto nel corpo della proposta appunto della delibera, nonché avevamo rilevato anche una mancanza, il fatto che non erano stati previsti all'interno della proposta di delibere subambiti, che invece sono un presupposto fondamentale per poter scegliere la gestione pubblica dell'acqua. Si deve comunque chiudere il rapporto con Girgenti Acqua. La legge ci consente di manifestare questa volontà, però la Regione stessa non ha neanche ancora indicato la strada da percorrere per sciogliere il contratto e la convenzione con il gestore privato. La proposta di deliberazione viene votata positivamente anche dal Movimento 5 Stelle, anche se la Scala aveva inizialmente presentato una proposta diversa che in buona sostanza ricalcava quella già approvata dagli altri consigli comunali. Queste le sue parole prima del voto. Qui hanno deciso di fare un po' diversamente, di preparare un'altra delibera, svuotarla dei veri e propri contenuti e mettendo anche delle condizioni. Per me è una delibera che veramente fa ridere. Poi evidentemente gli emendamenti e la rivisitazione della proposta di maggioranza gli avranno fatto cambiare idea, così come gli emendamenti in qualche modo fanno cambiare idea al gruppo Uniti per la Città, che ha detto no, bollando il testo approvato come un pasticcio, ritenendolo tra l'altro anche irrilevante. Oggi questo Consiglio Comunale ha un ruolo sicuramente periferico, non ha un ruolo centrale nella problematica dell'acqua, ma la questione deve essere esaminata ad alti livelli, a livello regionale, a livello nazionale, a livello comunitario, altrimenti saremo sempre al punto di partenza. La maggioranza si spacca allora, si astiene anche il Presidente del Consiglio Comunale Daniela Catalano, NCD, il gruppo alfaniano assente tra l'altro in aula, diserta ai lavori, anche Forza Italia tranne Fazzone, decisivi per far passare la proposta di delibera dunque le forze di opposizione, il sì arriva anche dal PDR di Michele Cimino. Che sia di un colore o di un altro, a noi interessa che il servizio sia pubblico, non ci interessa il colore politico in questo momento, quindi noi come Sicilia Futura, come PDR vogliamo il servizio pubblico e cercheremo di difendere ciò.